Addio ai consorzi ASI, sono stati cancellati. L'ARS con 50 voti favorevoli ha approvato ieri sera il disegno di legge che riforma la materia. Nasce così l'IRSAP, Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, un organismo centrale, un'unica cabina di regia a sostegno dello sviluppo degli agglomerati industriali nel territorio siciliano. Risultato? Circa 800 posti di sottogoverno soppressi tra consigli generali direttivi e riduzione dei direttori generali. Figura quest'ultima ridotta ad una sola unità che verrà scelta tra i dirigenti di prima fascia dell'amministrazione regionale e tra i dirigenti dei disciolti consorzi ASI, che in buona sostanza vengono trasformati ora in uffici periferici ai quali l'IRSAP si affiderà per l'istruttoria delle istanze e il rilascio del relativo provvedimento autorizzativo unico. Gli uffici periferici si articolano in una struttura di dimensione intermedia e due unità operative, di cui una tecnica e l'altra amministrativa. L'IRSAP come organismo centrale avrà un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, nominati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore al ramo, e una consulta, organo di indirizzo dell'istituto, composto da 13 membri. Membri dell'IRSAP anche un rappresentante dell'ANCI e 3 delle organizzazioni sindacali. Dopo l'approvazione della pianta organica, solo il personale a tempo indeterminato transiterà all'IRSAP, 187 in tutto, 32 di cui inquadrati nella fascia dirigenziale. Un atto epocale, il commento dell'assessore alle attività produttive Marco Venturi, che consentirà risparmi annuali a ferma per 4 milioni di euro. L'istituto, spiega ancora l'assessore Venturi, sarà un organismo snello, rapido ed efficiente per dare risposte celeri e in tempi certi attraverso la creazione di zone industriali a burocrazia zero. Non è di questo parere invece il presidente del consorzio ASI di Agrigento, Stefano Catuara, per il quale la riforma era opportuna, ma quella varata ieri sera, tuona, non risponde alle esigenze di efficienza necessarie per dare risposte immediate alle richieste degli imprenditori. In un clima di decentramento amministrativo dove necessita avvicinare sempre più il governo della cosa pubblica al cittadino, si sceglie di accentrare il potere a Palermo ed escludere gli enti locali dal governo dello sviluppo, conclude Stefano Catuara.